Buonasera a tutti amici belli, è sempre Forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto resta a Munnizzo. E stasera a Munnizzo ha vinto la Roma. Sì. Vabbè, c'è da dire, mo, mo lo faccio complimento, ma poi voglio fare complimento. A Juve in questo momento è più forte di tutto quanto. Però sto 3-0, sta Juve, non si è sforzato più di tanto, lo fa. Parliamoci chiaro, che è più forte è fuori discussione, è vero, perché la Juve ha più carattere, ha più mentalità, c'ha un altro piglio in più, raga, un altro piglio in più che noi napoletani dobbiamo prendere esempio. Giustamente non mi piglia sempre a merda e come si stanno comportando nel campo e il modo di come approcciano la partita. La Juve stasera ha vinto di ripartenza perché alla fine non è che ha fatto un granché, parliamoci chiaro. La Roma ha giocato una bella partita, anche poi all'ultimo ha perso la testa e sono arrivato a 9, a poco solo dei Santis. Però c'è da dire, raga, è il gioco. È il gioco e la Juve fa gioco e gioca bene. L'unica cosa che voglio dire, diciamo che pure a favore, che siete sì che merda, sì che lutammo a King, rumanite sempre tale, non è che mi sto facendo i complimenti, cagnate cocco, siete sempre merda King e sì che luto, non voi scudate, precisamente, però finire diciamo, un campionato di andata a 50 punti, beh, è un bel record di una grande squadra. Però voglio dire una cosa, ad esempio, in Italia campione, in Europa coglione. In Europa facciamo i conti troppo, perché io desidero una bella finale. Sapete quale finale? A Torino. Napoli-Fiorentina. Voi non c'è stato. No, è meglio qua a casa vostra e voi non c'è stato. C'è da guardare noi qua in da finale. È più bello, sapete come lo giocate a me? A voi lo scudetto e a noi la Coppa UEFA. Però c'è da guardare quando state questo. Venite a vedere la partita, ritornate come vince la Coppa UEFA e stiamo a posto. Vabbè, a parte che il campionato è ancora lungo, però come stanno le cose, mo potremmo dire che un 3/4 scudetto non ci prendiamo in giro, ha quasi vinto la Juve. Ma chi sarà l'ultimo secondo me pure scudetto, perché sta il Agnello là, Lucema, Luichino. Purtroppo ha fatto un Merdus Stadium, Rubentus Stadium, a 3 stelle. Ovviamente, se mi sentite ricchi, mo c'hanno famiglio, a parte i meriti che c'ho. Però giustamente, chi sta in l'ultimo si può vincere, o l'ultimo va basta, è venuta la storia loro. Giustamente va a parare la terza stella, perché la famiglia Agnello c'ha sempre un certo potere. Rispetto all'altra. Beh, che dico? Comunque sempre e solo esclusivamente Forza Napoli, perché tutto resta a Munnizzo e quando parli Munnizzo, la prima essere Munnizzo si gelota e si chiama. Siete sempre voi. Forza Napoli, voglio. No, è un bacione, è di mano. A me squadra sta sempre dopo. O magari recuperiamo punto Coppa Roma. No, un bacione, è Forza Napoli. Ciao belli.